Pozzoleone. Gregge di pecore bloccato sul fiume Brenta. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio a poche centinaia di metri dal ponte che collega Friola di Pozzoleone a Tezze in via Ponte della Vittoria. Il gruppo di pastori ha avuto la malaugurata idea di far pascolare le loro oltre 400 pecore sul lato ovest del fiume, facendole poi passare sul greto del Brenta in un punto in cui l'acqua era bassa. Senza fare i conti col livello del fiume che, viste le piogge intense di queste ore, si è alzato improvvisamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi. Bassano. Hanno patteggiato 8 mesi ciascuno per la maxi rissa a cui hanno preso parte nella notte tra sabato e domenica scorsi alla discoteca Live di Bassano. La pena è stata sospesa. Sul banco degli imputati 12 soldati americani di stanza alla Ederle di Vicenza, giovanissimi, il più vecchio a 27 anni, il più giovane 20. I militari non sono comparsi in aula davanti il giudice a Medoro, decidendo di farsi rappresentare dal loro legale. Marostica. Sta meglio la ciclista che lunedì pomeriggio è volata giù da un tornante, ha 58 anni e è ancora ricoverata in terapia intensiva al San Bassiano. La donna, che abita in Valbella, è salita in sella alla sua bici per scendere in città. All'altezza di via Costalunga i freni si sono rotti e lei non è più riuscita ad allentare. Al tornante la donna è andata dritta contro il guardrail ed è volata giù nella scarpata, compiendo un salto di almeno 3 metri e fermandosi in mezzo alla vegetazione, in preda a dolori fortissimi. Fondamentale la segnalazione di un passante che ha allertato i soccorsi. Asiago. I larici celebrati dall'opera letteraria di Mario Rigoni Stern, abbattuti per fare spazio alla scuola superiore Mario Rigoni Stern. La vicenda ha messo in forte imbarazzo l'amministrazione comunale. Mentre l'assessora alla cultura Chiara Stefani si è dissociata dalla scelta dell'amministrazione, sottolineando il valore simbolico di quegli alberi, il sindaco Roberto Rigoni Stern, parente dello scrittore, spiega come i larici fossero pericolanti e andassero abbattuti per motivi di sicurezza, promettendo di piantarne di nuovi e sani.